Quando mi dicevi che sei un appassionato e un frequentatore di Ca' del Poggio, ti ho detto ok, allora ci rivediamo e ci rivediamo in questa occasione per questo muro di Ca' del Poggio e per il Giro d'Italia. Mi hai detto che sei un appassionato del ciclismo. Mi ritengo un appassionato di ciclismo, anche se ormai non troppo praticante, un appassionato della buona cucina, un amico della famiglia Stocco, quindi oggi era un'occasione dove non si poteva mancare. E allora dallo sci nordico al ciclismo ci sono delle affinità, la fatica? Assolutamente sì, non solo la fatica ma anche la preparazione. Lo sci nordico, io in particolare nei periodi di preparazione estiva facevo molto bicicletta ed è lì che poi è nata la mia passione. Il ciclismo, i ciclisti adesso magari un po' meno, però ai miei tempi c'erano molti ciclisti che facevano la parte di mantenimento della condizione della parte invernale con lo sci nordico, quindi oltre che la fatica ci sono molte affinità tra le due discipline. Cassani in quel convegno degli arbitri quella sera disse: ma spero di vedere sul muro Vendrame. Mamma mia, quest'oggi Vendrame non ci sarà perché sei infortunato, poveretto. Chi vedi bene? E Vingegaard vince? Ma io credo di sì, ha dimostrato in tutte queste tappe, a cominciare dalla tappa di Notabila, di avere qualcosa in più. Ha sicuramente poi al suo fianco una squadra importante che credo lo porterà alla fine. Debba succedere qualcosa di particolare per non arrivare con la maglia fino alla fine. Fauner, bocca al lupo, buon lavoro e buon pranzo, buon tutto. Ciao, grazie.